È approdato ieri sera al Teatro dei Fabbri di Trieste il tour organizzato dal Movimento 5 Stelle. Tra i presenti l'eurodeputato Pedullà, i capigruppo alla Camera Ricciardi e al Senato Patuanelli. L'incontro si intitolava La manovra di guerra, come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi. Una campagna, è stato spiegato dagli esponenti del movimento, che nasce per fare chiarezza sulla manovra economica del governo. I 5 Stelle parlano di miliardi sottratti alle tasche degli italiani, ai servizi pubblici, ai territori, per essere dirottati verso le spese militari e il riarmo, una scelta politica chiara: meno welfare, più armi. Il Friuli Venezia Giulia sa bene cosa significa la guerra. Questa terra è stata frontiera, campo di battaglia, linea di confine, dalle trincee della Prima Guerra Mondiale alle ferite ancora visibili sul territorio. Per questo, la conclusione del Movimento 5 Stelle, qui dovrebbe essere chiaro a tutti che la sicurezza non nasce dall'escalation militare.